Sindaco, continua questa avvertenza che sta coinvolgendo non soltanto i lavoratori e le loro famiglie, ma proprio tutti. Sì, è una vicenda che ha dapprima colpito i lavoratori e le loro famiglie, ma poi si è stretto ad ognuno di loro e a ogni componente della famiglia, tutta la comunità. Dunque c'è proprio una mobilitazione generale che spero insomma serva ad attirare l'attenzione di chi di dovere, perché la cosa venga al più presto presa con la dovuta attenzione e portata a una soluzione. E noi da parte nostra oggi abbiamo convocato giunta qua sul sito della miniera, dove approviamo un documento che poi gireremo ufficialmente a tutte le parti e le istituzioni interessate. Poi giovedì ho coinvolto tutti i sindaci del Sassarese che in forma congiunta convocheranno i propri consigli comunali sempre qua nel sito della miniera stessa, proprio in segno di mobilitazione, di vicinanza, ma soprattutto di creare le condizioni affinché, ripeto, chi di dovere, credo la Regione a questo punto, nella persona del Presidente, ma dello stesso Assessore, abbia cognizione del dramma che sta avvenendo qui ad Olmedo, ma che è un dramma poi che interessa insomma, il nord della Sardegna, che già credo che sia abbastanza afflitto da problematiche occupazionali, e non credo che sia un ulteriore aggravio, sarebbe veramente insostenibile per la società. Anche lei non si aspettava niente? Assolutamente no, è un fulmine a ciel sereno sia per i lavoratori ma anche per noi amministratori, che già abbiamo a che fare con mille problematiche legate al sociale, al fatto insomma, che mancanze di lavoro e non riuscire anche a dare risposte. Dunque è una cosa inaspettata che sinceramente insomma, ci disarma anche inizialmente. Adesso stiamo tutti reagendo, dapprima i lavoratori con l'occupazione, poi tutte le istituzioni, tutte le associazioni, dalla Chiesa, insomma c'è una mobilitazione forte. Mi auguro che serva a sensibilizzare, perché poi gli strumenti per la risoluzione non sono in capo a me o ai lavoratori, sono in capo insomma, alle istituzioni a livello regionale, che dovrebbero veramente insomma, prenderla al cuore questa vicenda qua. È ottimista? Io sono ottimista perché credo insomma, che bisogna sempre esserlo, però bisogna avere la massima attenzione. In questo momento qua il nostro compito è quello di vigilare affinché insomma, chi di dovere faccia quello che deve fare, il proprio dovere.